Martedì 14 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Perché l'Università di Catania batte in classifica tutti gli altri atenei siciliani. Vedremo ancora che cos'è la sugar tax, che dovrebbe essere rinviata di un anno ancora, ulteriormente, e poi incontreremo l'autrice di un bellissimo romanzo, Mamita sta bene. Ma intanto l'attualità delle ultime ore, la strage di Casteldazza, nel giorno degli ultimi funerali sono spuntati altri 2 indagati. Sono arrivati gli avvisi di garanzia all'amministratore unico di Tech, che aveva il primo appalto dall'AMAP, e poi al direttore dei lavori proprio dell'AMAP. L'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime. Vediamo. Ci sono altri 2 indagati per la strage di Casteldaccia. L'incidente sul lavoro costato la vita a 5 operai, 4 della ditta Quadrifoglio ed un interinale di AMAP che lavoravano alla rete fognaria. L'avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime è stato notificato a Giovanni Anselmo, amministratore unico di Tech, e a Gaetano Rotolo, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza di AMAP. Nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati Nicolò Di Salvo, il titolare della Quadrifoglio. Al centro dell'indagine, oltre alla catena degli appalti, il rispetto delle misure di sicurezza. I primi accertamenti hanno rivelato che le vittime non sarebbero dovute scendere all'interno dell'impianto e che non indossavano le protezioni. Ad uccidere i 5 operai è stato il gas sprigionato dai liquami. L'indagine è coordinata dalla Procura di Termini Imerese. Dolore e rabbia. Ieri i funerali di altre 2 vittime nel cortile dell'oratorio salesiano della Chiesa delle Anime Sante ad Alcamo. L'ultimo saluto a Roberto Raneri, l'operaio di 50 anni, un luogo caro alla famiglia, da sempre molto vicina alle attività salesiane. Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, nel corso dell'omelia ha voluto che la comunità si stringesse attorno a Benedetta, la moglie, e ai suoi 2 ragazzi, Chiara e Gioele, idealmente poi a tutti i familiari di Roberto e di Epifanio, altro operaio di Alcamo, morto nella strage. E poi l'appello davanti ai sindaci di Alcamo, Partinico e Casteldaccia: non possiamo gestire da soli tutto quello che un dolore del genere porta con sé. Commozione e lacrime anche a Ballarò per l'ultimo saluto a Giuseppe La Barbera. Tanti amici e parenti con le magliette e la foto di Giuseppe stampata. Per tutta la settimana lo storico quartiere palermitano è stato in silenzio, in segno di rispetto per la famiglia La Barbera, che in zona gestisce una rivendita di bombole. A Scicli è ancora un giallo, la morte del quarantenne trovato privo di vita a casa. Ci sono tracce di lotta in tutta l'abitazione e ferite sul suo corpo e sangue trovato nell'appartamento che fanno pensare a un omicidio, ma non c'è ancora nessuna certezza definitiva. I RIS hanno fatto i primi rilievi per cercare di svelare la causa della morte di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato privo di vita nella sua casa di via Manenti a Scicli. Il loro lavoro potrà indirizzare le indagini nella giusta direzione. I carabinieri hanno iniziato dalle scale ad analizzare alcune tracce per poi arrivare fino alla camera da letto, dove è stato trovato il corpo dell'uomo con ferite al viso, al capo e al naso. Il sangue sulle pareti della casa farebbe pensare alla presenza di più persone nell'abitazione al momento del ferimento di Giuseppe Ottaviano, che poi si è rivelato mortale. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di omicidio. L'uomo, da tutti chiamato Peppe, è molto conosciuto in paese, così come la sua famiglia. Tra i misteri che i carabinieri dovranno svelare c'è quello dell'ora della morte, che potrebbe essere avvenuta tra sabato notte e domenica. Secondo alcuni racconti dei vicini di casa, Ottaviano avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 sabato notte e non sarebbe più uscito. La procura di Ragusa disporrà l'autopsia e relativi esami tossicologici potranno fornire altri elementi utili alle indagini. Siccità e cambiamenti climatici, c'è una crisi senza precedenti per quanto riguarda l'apicoltura. Il grido d'aiuto viene dai produttori di miele: siamo in ginocchio, dicono, ci sono costi insostenibili, dobbiamo alimentare persino le api. A Zafferana sono oltre 300 le aziende in difficoltà. Vediamo. Le produzioni sono azzerate. Nel migliore dei casi siamo passati dalle 20-30, in alcuni anni eccezionali, 30 kg a cassetta, quest'anno zero. Zero agrumi, zero millefiori, pochissima sulla. Scarseggia anche il miele in Sicilia, con la produzione azzerata e con le api stesse che non riescono più a nutrirsi, tanto da dover ricorrere ad un sostentamento artificiale. Costi su costi che aggravano una situazione già drammatica, con centinaia di aziende che stanno raschiando il fondo del barile. Preoccupazione e rabbia a Zafferana, dove i produttori lanciano l'ennesimo grido d'allarme. Chiediamo al nostro ministro,
alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali di attivarsi affinché ci diano una mano in una situazione catastrofica. Mai una crisi così pesante. Siamo sul lastrico, il nostro proprio è un grido d'allarme perché ne vale della sopravvivenza delle nostre api. Non abbiamo prodotto nulla, si parla di un ammanco che va oltre il 95%. Anziché produrre alimentiamo le api. Quindi non ce la facciamo più. Quinta annata consecutiva di crollo produttivo, un crollo verticale dovuto alla siccità, ai cambiamenti climatici e ancor peggio agli elevati costi di produzione legati anche al nomadismo, ovvero ai continui spostamenti per consentire alle api di trovare l'habitat giusto. Servono risposte immediate, proclami, annunci e interventi tampone non bastano più perché i macchinari qui sono fermi. Zafferana vive di apicoltura e purtroppo, vista l'attuale situazione, abbiamo bisogno di un aiuto concreto. Siamo già a metà maggio, ancora c'è il laboratorio completamente lindo e pulito, non abbiamo ancora prodotto neanche un grammo di miele. Io, come tutto il resto degli apicoltori di Zafferana. A rischio, solo a Zafferana, ben 300 aziende che vivono di api e per le api. E vedremo nei prossimi giorni se gli aiuti richiesti dai produttori arriveranno, perché sono indispensabili. Adesso però è il momento della rassegna stampa dei quotidiani siciliani con Angelo Gagliano. Grazie Michele, allora cominciamo questa mattina con la prima pagina della Sicilia, i temi siciliani e non solo. Intanto il giallo di Scicli, ne abbiamo parlato prima, ucciso dopo aggressione in casa, c'era sangue in tutte le stanze, rilievi affidati al RIS di Messina. Accanto però un altro fatto di cronaca, l'orrore di Milano. La Pifferi condannata all'ergastolo, nessuno sconto per la donna, lasciò morire di stenti la bimba, la figlia. E poi le due notizie diciamo in primo piano, la von der Leyen, una visita flop per la Presidente della Commissione, solo incontri a porte chiuse, gelo di Forza Italia, lei rilancia il bis, serve una coalizione pro Unione Europea. E poi invece la foto notizia accanto, condominio Sicilia, eccolo qui il titolo, scende ancora la popolazione nelle città e nei piccoli paesi, a Bonpensiere niente culle, quest'anno nessuna nascita. Altre notizie, ne abbiamo già parlato, la strage di Casteldaccia, ci sono altri 2 indagati, l'Inps Sicilia parla di 800 morti dal 2013, non è fatalità. E la sanità regionale ancora, manager, altro rinvio, revoca dopo 12 mesi se non ridurranno le liste di attesa. Queste dunque le notizie più significative sulla prima pagina. Allora andiamo all'interno perché si parla di fuga dall'isola che dimagrisce in controtendenza soltanto la provincia di Ragusa. C'è una foto che viene scattata dall'Istat, il dato peggiore della media nazionale, i cali maggiori nelle aree interne della nostra regione. Sempre in Sicilia, a Bonpensiere, dove non ci sono culle ma abbiamo 2 coppie straniere. La Valle dei Sicani, il comune nisseno, simbolo dello spopolamento, quest'anno niente nascite ed è chiaramente un dato che deve fare riflettere e pensare. A Casteldaccia altri 2 indagati nel giorno degli ultimi funerali, il comitato INPS tra il 2013 e il 2023 in Sicilia ci sono stati 800 morti, basta parlare di fatalità, ci sono stati sit-in dei sindacati anche a Trapani. E poi sempre sulle pagine interne torniamo a Ragusa, morto in casa in una pozza di sangue, sul corpo della vittima Scicli, 39enne Peppe Ottaviano, segni di violenza, tracce di lotta in tutta l'abitazione. Il RIS di Messina dovrà chiarire cosa è accaduto. E poi c'è stato uno scontro tra 2 auto, un uomo di Mazzarino è deceduto, ci sono 9 feriti, quindi diciamo che è un bruttissimo incidente stradale avvenuto sulla 626 vicino a Capodarso a causa dell'elevata velocità con ogni probabilità. Poi ieri c'è stata una udienza, muti davanti ai giudici, cugini Andrea Bonafede alias di Messina Denaro si recavano nello studio del dottor Tumbarello per favorire le cure del boss. Entrambi comunque sono detenuti. Sempre pagine interne della Sicilia, un accenno, poi ne parleremo comunque più avanti con i quotidiani nazionali, ma ne parleremo anche noi fra non molto, non solo di Superbonus, ma noi parleremo di Sugar Tax, c'è il blitz di Forza Italia
presentati dei subemendamenti in Senato per fare slittare la tassa ed eliminare la retroattività dello spalma crediti in 10 anni. È corsa l'approvazione entro giovedì, quindi si proverà ad evitare che questa tassa possa entrare in vigore. E poi le altre notizie dal giornale di Sicilia. 3 gli indagati per la strage, sottolinea che ci sono altri 2 adesso sotto inchiesta. Ci sono pure il direttore dei lavori Gaetano Rotolo e il titolare della TEC Giovanni Anselmo. Nel mirino la consegna delle chiavi agli operai e le procedure del subappalto. Non solo il titolare della ditta Quadrifoglio che ha eseguito l'intervento, si estende l'inchiesta sui 5 morti nelle fogne di Casteldaccia. E poi ancora il dolore del quartiere Addio alla Barbera, Ballarò chiuso per lutto. E poi il dato che è davvero impressionante, l'abbiamo già visto, in 10 anni 800 vittime, servono subito misure severe. Altre immagini di cronaca, rogo in casa, morto disabile, questo è il titolo scelto dal giornale di Sicilia. Tragedia in via Cipolla, ce ne siamo occupati ieri nel corso del nostro telegiornale. E poi attenzione, 500.000 finito nei conti del Santone per gli esorcismi a Collesano, controlli dei PM sulle offerte dei fedeli. Questo è dunque il nuovo risvolto di quanto avvenuto. Comunque un collegamento ci potrebbe essere con la strage familiare di qualche settimana fa. E poi ancora lista di attesa, c'è la stretta sui manager della sanità. Slittano le nomine dei vertici di ASP e ospedali. Schifani chiede di inserire nei contratti dei paletti per accorciare i tempi degli interventi in modo da eliminare in qualche modo le liste di attesa. Adesso siamo sulla edizione di Palermo di Repubblica, le 2 notizie in primo piano. Da una parte vedete la rabbia di Ballarò, questo è il titolo scelto, i funerali e l'inchiesta, l'addio a uno degli operai morti a Casteldaccia, il prete Questorione potrebbe dare vita invece da crack, indagati anche il direttore dei lavori dell'AMAP e il capo dell'impresa appaltatrice. E poi l'altra notizia, vedete c'è il caso, la vicenda che abbiamo raccontato, in casa con la madre anziana, disabile si dà fuoco, attendeva l'assistenza da oltre 6 mesi, è una bruttissima storia. Poi torniamo a parlare di emergenza siccità, perché da Schifani 300 milioni per gli invasi e gli acquedotti. Questo è quello che arriva come provvedimento dalla Regione. Se andiamo nelle pagine interne, vedete, si punta l'attenzione stamattina sugli altri 2 indagati. Il mercato mutuo attende ora giustizia e il bimbo papà. Insomma il bimbo che parla, il bimbo piccolo di uno degli diciamo dei morti. I colleghi portano la bara a spalla, avvisi di garanzia per omicidio colposo plurimo al direttore dei lavori e al capo della TEC. E poi anche qui accanto c'è l'ira di Ballarò, quelle morti inaccettabili, botteghe chiuse, bancarelle vuote per la via Giuseppe la Barbera, il prete, questo quartiere potrebbe dare lavoro e vita, ma invece dà crack. Questa è la tristissima realtà. Poi ancora si parla di incidenti sul lavoro, perché c'è stata la tragedia di Salemi, lo ricordiamo, sabato pomeriggio, tutti i dubbi irrisolti, l'operaio non aveva imbracatura e non indossava neanche il casco. La morte di Giuseppe Carpinelli, anche questa un'inchiesta che va avanti perché il tecnico era privo di dispositivi di protezione, questa è la domanda, uno dei dubbi che chiarirà l'inchiesta della Procura di Marsala. Andiamo avanti sempre con le pagine interne, stavolta sempre di Repubblica. Si torna a parlare del ponte, ci sono polemiche, ponte il pericolo faglie, conosciuto da 2 secoli, la società tutto ok, ma gli esperti insistono. Questa è una questione che chiaramente andrà avanti per molto tempo. Ricerche e incisioni di inizio 800 confermano l'allarme allo stretto di Messina, l'opera progettata per resistere ai terremoti. Questo dicono chiaramente i pro ponte. Poi siamo adesso sulla
Gazzetta del Sud. Vediamo intanto la prima pagina della Gazzetta. I premi in ATM diventano un caso, nel mirino anche le progressioni di carriera, c'è chi parla di cerchio magico. A Messina è praticamente scontro, i sindacati contestano, il presidente Campagna sentito in commissione. E poi vedete i retroscena dell'inchiesta sul consorzio fognario, ce ne siamo occupati qualche giorno fa, l'indagine sull'ente di Taormina che gestiva il depuratore. Ancora dalle pagine della Gazzetta, sanità, l'incarico ai manager vincolato alla riduzione delle liste di attesa. Saranno rimossi se non raggiungeranno gli obiettivi che sono stati fissati. Questo ancora per la regione siciliana. Piano rifiuti ancorato alle discariche, agli inceneritori, le osservazioni di Lega Ambiente rispetto chiaramente a come vengono affrontati i problemi legati proprio ai rifiuti. Prima di chiudere con le notizie che arrivano dall'isola, adesso ci occupiamo anche di sport, di calcio in particolare, perché ormai siamo nella settimana che porta due siciliane ai playoff. Stasera comincia il Catania, ma il Palermo c'è aria di playoff, il tifo si rianima, guida agli spareggi, già 14.000 biglietti venduti per la gara contro la Sampdoria, Rosa avanti anche con pareggio dopo i supplementari, poi troverà il Venezia assente Nedelciaro. E a proposito di Catania, abbiamo detto l'esordio questa sera contro l'Atalanta Under 23, via al sogno rosso-azzurro. Oggi la prima sfida per la Serie B, Zeo riconferma il 3-5-2, Cicerelli mediano adattato, Cianci uomo gol. A Monaco dovrebbe toccare il controllo di Sissé, bomber avversario. Calcio d'inizio alle 20:30 sul piccolo e inadeguato stadio di Caravaggio, l'andata della prima fase nazionale. Sabato la seconda sfida al Massimino, e ricordiamo che stasera dalle 19:30 su Telecolor un'edizione extra large di diretta stadio. Partiamo 60 minuti prima del fischio d'inizio per un lunghissimo prepartita, poi seguiremo la gara e poi chiaramente il post match con le interviste ai protagonisti. Per la rassegna stampa regionale mi fermo qui. Appuntamento da non perdere stasera, intanto noi facciamo una breve pausa e poi fra poco la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. A te Angelo. Bene, allora cominciamo stamattina con Repubblica. Vedete il titolo a proposito della Tangentopoli, così la definisce Ligure. La dica è per Spinelli, così Toti in una intercettazione parla dell'appalto PNRR più ricco d'Italia. Noi la finanziamo in ogni modo. L'imprenditore interrogato per 2 ore dalla GIP scarica il governatore, mi ha preso in giro, promette ma non mantiene. Questo è il titolo principale. Ora andiamo alle pagine interne. La dica per Spinelli, torniamo, deve essere finanziata. Toti offriva garanzie ai costruttori, gli incontri del governatore Ligure con Salini a DD Will Build, va rassicurato perché vuole capire se gli diamo il 20% di incremento prezzi. Questo per quanto riguarda, diciamo, la vicenda dica. E poi Genova, la verità di Spinelli, Toti mi ha preso in giro, promette e non mantiene, scrive ancora Repubblica. Ma se noi trattiamo lo stesso tema, andiamo sul Corriere della Sera, vedete, ancora Spinelli preso in giro da Toti, i miei finanziamenti a tutti i partiti, l'imprenditore al GIP, contributi anche alla Bonino, i soldi a Signorini, era in difficoltà. Quindi insomma praticamente Spinelli, ricordiamo ex presidente anche del Livorno. Gli Spinelli inguaiano Toti, siamo stati presi in giro, il governatore non lascio. L'ex patron anche del Genova e il figlio 3 ore dai magistrati, molte persone hanno approfittato di noi nel filone sul voto di scambio, ascoltata anche come testimone la deputata centrista Ilaria. La stampa fa un malizioso gioco di parole con gli Spinelli, in una situazione già abbastanza complicata e anche poco piacevole. Quindi insomma questo è il tema che viene ripreso da tutti i quotidiani, la stampa anche in prima pagina torna su questa vicenda. Ancora qui vedete gli Spinelli dai PM inguaiano Toti, il faro della procura sulla gara per la dica. Ma poi
La Stampa apre un tema che viene comunque approfondito sulle pagine interne. Allarme Segre, odio antisemita, il Viminale dopo il 7 ottobre, triplicate le minacce, le tensioni maggiori a Torino, Roma e Napoli. Allora nelle pagine interne c'è proprio, andiamola a vedere, questa vicenda con, come dicevamo, l'antisemitismo, eccola qui la pagina. L'onda dell'odio, triplicati minacce e insulti dopo il 7 ottobre, nel 2024 già 400 segnalazioni, oltre 90 al mese, il direttore del Museo della Brigata Ebraica, dalle università alle TV, è ora di abbassare i toni. Un invito. Perché molto spesso l'antisionismo nasconde in realtà l'antisemitismo, questa è la triste verità. Questo è l'altro tema. Poi andando alla prima pagina andiamo a vedere del Corriere, eccola qui la prima pagina, a parte la notizia di cui abbiamo già visto, poi ci sono altri temi. I russi avanzano e conquistano 7 villaggi vicino a Kharkiv per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, e poi ancora ergastola Pifferi, lasciò morire la figlia di stenti, il processo, la piccola aveva 18 mesi, la sorella dice deve pagare. E poi il ministro Giorgetti avverte, i soldi sono finiti, o io o il super bonus. Questo è insomma un out che dà il ministro Giorgetti. Altra notizia che va approfondita certamente perché arriva e comunque è forte, escort a 16 anni, una madre svela il giro a Bari, gli arresti, i clienti, bene, insomma davvero una situazione incredibile, quella che viene raccontata stamattina da tutti, ma proprio tutti i quotidiani. Allora ne vediamo soltanto qualcuno a proposito di quanto raccontato, diciamo, dai quotidiani su questo tema. Repubblica. Escort a 16 anni per clienti facoltosi, ci davano la carta oro per lo shopping, sono 10 le misure cautelari, le liceali sapevano che eravamo minorenni. Questo, il Messaggero. Poi ancora, Bari, baby squillo per 300 euro, ci compriamo i vestiti griffati, il giro gestito da altre donne. Sono tanti particolari che vengono praticamente mostrati. E poi hotel di lusso, clienti danarosi, il giro di baby squillo scoperto dalla denuncia di una mamma. L'inchiesta di Bari, ci sono 10 arresti. Tra le 16enni che si prostituivano sono 3 queste ragazzine. La madre si è insospettita vedendo i tanti soldi che la figlia spendeva in abiti e cene. Fra i coinvolti un membro del CAN Capriati, quindi insomma. Poi altra notizia di cronaca, risse e lesioni, adesso Fedez è indagato, Milano la denuncia per aggressione depositata dai carabinieri, quindi insomma c'è tanta cronaca stamattina sui quotidiani, ma restiamo a parlare ancora di cronaca perché ne abbiamo visto Alessia Pifferi, ergastolo per la morte della figlia, un'attrice bugiarda, virgolettato, la piccola Diana, 18 mesi, venne abbandonata da sola per 6 giorni, la madre e la sorella deve pagare, non ha nemmeno chiesto scusa, quindi parole fortissime che arrivano dalla famiglia. La figlia morta di stenti, ergastolo per Pifferi, altro giornale che si occupa di questo fatto. Ma adesso andiamo a leggere le altre prime pagine di questa mattina. Come detto, i temi sono veramente tantissimi. Avvenire, l'ultimo avamposto, di che cosa si tratta? Battaglia nella cittadina di Vovchansk, la Russia avanza e punta alla conquista di Kharkiv. Mosca cambia il ministro della difesa e Kiev il comandante della regione. Questo è importante perché potrebbe arrivare un accerchiamento degli ucraini in Donbass, cioè attaccati da qua e da là. E allora in Georgia intanto continuano le proteste represse contro la legge alla russa che limita le associazioni, quindi insomma c'è davvero tanta attenzione. E intanto l'offensiva a Rafah, spari a veicolo dell'ONU, c'è un morto e un ferito. Adolescenti provati ma non sfiduciati nonostante i disagi, il 60% è ottimista, si parla di Under 17, la von der Leyen a Roma cerca appoggi, senza Meloni e Forza Italia. Questo era
Avvenire. Siamo sul Fatto Quotidiano, altre notizie, insomma si fa per dire, perché Spinelli in guai a Toti, al GIP ho detto tutto, l'imprenditore conferma le promesse del presidente. E poi trovati altri abusi a Villa Sant'Anché, siamo il blitz dei vigili urbani con il drone, quindi pare che questa casa ha ancora altri abusi di carattere edilizio. Poi ancora siamo sull'Unità. La politica si eccita solo con le manette. Salari, migranti, sanità, diritti? Chi se ne frega? Questo è il titolo stamattina. E poi storie di 10 scafisti innocenti raccontate per l'appunto sull'Unità. Sul Libero parla di trappolone di Genova, questa è la scelta, avvoltoi sulla lanterna, ogni giorno una nuova accusa, così magistrati e stampa stanno provando a fare saltare il banco in Liguria e ora si punta al capoluogo, quindi alla città di Genova proprio. Ancora leggiamo, a Gaza si sono inventati 10.000 morti, Hamas mentita dall'ONU, gli USA, non c'è alcun genocidio. Questa è una notizia, viene riportata stamattina, diciamo da Libero, che ha poi un approfondimento nelle pagine interne su questa vicenda. Il Riformista, soldi e interessi fanno girare il mondo e meno male, fra parentesi, scritta ancora. Poi stillicidio su Toti, ora spunta il filone Covid e Crosetto guida il fronte contro le toghe. Quindi insomma c'è tanto stamattina sui quotidiani. Ancora impopolare europea, il presidente della Commissione europea in campagna elettorale per un secondo mandato arriva a Roma, ma la lasciano sola. Parlano di un'alleanza a Bruxelles tra i popolari e la destra, viene tenuta lontana persino dalla sua Forza Italia e Meloni preferisce nascondersi. E leggiamo ancora raffiche sull'ONU a Rafah, c'è anche un morto, quasi 400.000 palestinesi in fuga dal sud, mentre al nord si combatte, ci sono gli aiuti bloccati ancora, non si riesce praticamente a sbloccare questi aiuti. Ancora dalle prime pagine, Euronaia, cosa succede davvero in Europa? Ecco il progetto della nuova leva. Quello di Salvini. Ecco, l'inchiesta del Tempo, la Russia sfida l'Occidente, siamo pronti alla guerra, l'Italia prepara il modello scandinavo, bassa percentuale di arruolati e riserve di giovani combattenti. Questo è quello che scrive stamattina. Il Tempo di Roma, caso Toti, scontro totale sulla riforma Crosetto, sfida di Matteo. Fermate subito, i falsi italiani mettono in pericolo la democrazia. Si parla di passaportopoli, il senatore Pera lancia l'allarme, questo scandalo può incidere sulle scelte politiche del Paese. Vediamo cosa dice il senatore Pera, avverte sulla pericolosità per le istituzioni dello scandalo dei passaporti concessi a causa di norme troppo permissive e che vanno cambiate, quindi bisogna insomma limitare in qualche modo la concessione dei passaporti. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di prime pagine da leggere insieme. Allora vediamo il Giornale, cronista del Giornale condannato al carcere, il vero regime, 8 mesi e 6.500 euro di multa al nostro collaboratore Pasquale Napolitano per un articolo di cronaca di 12 righe, un orrore giuridico. Questo è quanto riporta il Giornale questa mattina. Chiudiamo invece con La Nazione di Firenze. Toti Gate, si indaga anche sulle mascherine, non è nuovo questo titolo, nuovo filone su un voto di scambio forniture Covid, legale smentisce le dimissioni del governatore e poi Rixi della Lega, cantiere a rischio, l'imprenditore Spinelli interrogato dai giudici, ho detto tutto, ora mi merito la libertà, atti segretati per evitare delle fughe di notizie. E ancora, come vedete, poi in primissimo piano il titolo ergastolo, riferimento alla Pifferi che è stata condannata a carcere a vita, lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi, la madre della donna, dolore atroce, ma ora deve pagare. Ci fermiamo qui. Bene, è il momento di una breve pausa, diamo un'occhiata al tempo così potete prepararvi prima di uscire, vediamo com'è la giornata. Fra pochissimo parleremo delle università siciliane, in particolare di quella di Catania che è il leader di tutte quante le università della nostra regione. State con noi, buongiorno Sicilia.
Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sulle regioni settentrionali, fenomeni sparsi, specie sui rilievi alpini, meglio al centro-sud con sole prevalente ma con qualche nota instabile lungo la dorsale appenninica. Sulla Sicilia sarà una giornata con sole prevalente e solo un po' più di variabilità sui settori orientali della regione nella prima parte del giorno, ma senza precipitazioni. I venti in rinforzo ma con mari ancora calmi o poco mossi. Temperature massime in ripresa con punte anche di 27 e 28 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì ancora cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sicilia con qualche nuvola in più sempre sui settori orientali della regione. I venti saranno in ulteriore rinforzo, in particolar modo sulle coste meridionali con mari mossi ma solo al largo. Temperature massime in ulteriore aumento con clima decisamente mite, anzi quasi estivo, punte infatti che potranno anche sfiorare i 29-30 gradi. Dettagli maggiori in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme, siamo con un ospite importante, il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania, il professor Roberto Cellini, benvenuto. Grazie. Dobbiamo parlare di un successo siciliano, ogni tanto queste cose ci riempiono di orgoglio. L'Università di Catania si conferma ancora una volta, non è mica la prima volta, leader fra gli atenei siciliani in una classifica internazionale, globale, che viene fatta da una struttura, Center for World University Rankings. Comunque diciamo che il gruppo originario di Shanghai poi ha ramificazioni un po' nel mondo per fare le verifiche e su quasi 20.000 università, è vero professore, l'Ateneo catanese è al 502esimo posto, che davanti a Palermo e davanti a Messina, che è un buon successo, no? Sì, certo, davanti anche a tante altre università italiane, ad esempio la Bocconi. Sa, l'istituto che fa questa classifica... Ancora più avanti della Bocconi? Sì, però... quindi come dire, è motivo di soddisfazione, ma è anche punto di interrogativo su come sono fatte queste classifiche, ovviamente. Non è qualche dubbio, no? No, allora la caratteristica di questa classifica è che mette assieme università di tutti i paesi del mondo, come dire, valutate sulla base di un metro comune. Quindi ovviamente che lo stesso criterio di valutazione si applica ad università italiane, cinesi, croate, portoghesi, faccio per dire. È un po' complicato che poi... È un po' complicato, nel senso che le istituzioni sono radicalmente diverse in paesi diversi, così diversi. Però è come dire, la caratteristica di questa classifica. Esistono tante classifiche a livello mondiale. La caratteristica di questa classifica è appunto quella di fare un'unica classifica di tutte le università del mondo. Potremmo dire che si comparano quindi mele con pere, perché comparare un'università di Taiwan con un'università della Grecia, però ci dà un'idea di come il sistema paese si evolve, questo sì. Infatti fra i 66 atenei, diciamo, le università italiane, Catania è al 21esimo posto, sempre secondo questa, che vuol dire piazzata benissimo. Sì, è un buon piazzamento che naturalmente ci riempie di soddisfazione, con tutti i limiti ovviamente di queste classifiche. Si basano queste classifiche. Però l'elemento secondo me di maggiore soddisfazione è che Catania migliora la propria posizione rispetto a questa classifica, mentre un problema delle università italiane che rispetto agli anni precedenti sono in leggero peggioramento. Sì. E Catania avanza, e adesso vediamo un po' perché loro, quest'ente che fa questa classifica, si serve di alcuni indicatori che a noi interessa per discuterne insieme con lei, professore. Individuano 4 macro aree che dicono, ognuno dà la sua valutazione. Noi andiamo bene sulla formazione, per esempio. Sì, ovviamente, allora noi andiamo bene sulla formazione, nel senso che l'indicatore che viene utilizzato, il successo della formazione, è la percentuale di studenti che si laurea con il voto massimo. Ovviamente uno potrebbe discutere se questo è un reale indicatore di qualità, però è l'indicatore utilizzato. Comunque complimenti a quelli che si laureano col voto massimo, poi andremo a indagare se è più o meno meritato. Invece andiamo, Maluccio, sul tasso di occupazione. Guardi, questo a me però è un dato che ha sorpreso, nel senso che è misurato in questo modo, nello specifico indicatore di questo centro, la percentuale di laureati che trova occupazione nelle 2000 imprese top mondiali, cioè loro hanno una classifica delle 2000 imprese top mondiali, la pubblicano, quindi è trasparente, però scelto, come dire, non si sa sulla base di che cosa, e quindi considerano il numero di persone che ha posizioni dirigenziali in questi
2000 top imprese mondiali e li rapporta al numero di laureati. Quindi l'indicatore di successo nella occupazione è la percentuale di laureati che trova posto come top dirigente in queste 2000 imprese selezionate. Quindi non è un dato, questo è importante professore, quello che sta dicendo lei, che non è un dato riferito alla nostra regione. E non è un dato riferito alla occupabilità dei laureati, perché sotto questo versante invece Catania va decisamente bene anche a livello nazionale, nel senso che l'indagine che viene svolta in Italia viene svolta da Alma Laurea, quindi è un consorzio che raggruppa tutte le università, sostanzialmente tutte le università italiane, misura quanti dei laureati sono occupati a distanza di 1, 3, 5 anni. Ebbene, sotto questo profilo l'Università di Catania è ben posizionata, perché sull'occupabilità dei laureati di primo livello a un anno è sopra la media. Ora, il dato medio italiano è il 55%, i laureati di Catania sono il 60%. Se guardiamo i laureati magistrali, cioè quelli che hanno fatto il 3+2, la percentuale italiana di occupati dopo un anno è al 64,1, Catania è al 68,9. Ovviamente essere occupati vuol dire essere occupati, non andiamo a valutare i salari o che tipo di occupazione uno ha trovato dopo la laurea, che può essere più o meno vicino rispetto agli studi che ha fatto, e questo secondo me sarebbe l'indicatore più appropriato per valutare l'efficacia degli studi sull'occupazione. Professore, i temi, diciamo, come dire, i rami dove c'è maggiore occupazione, questo lo possiamo assolutamente dedurre. Sì, difatti io ho dato il dato aggregato per tutta l'Università di Catania, però esiste una forte eterogeneità tra campi di studi differenti. Guardi, parto dalla nostra esperienza, io sono direttore del Dipartimento di Economia e Impresa. Noi praticamente, i nostri laureati magistrali trovano tutti lavoro subito e molti anche prima di laurearsi. Economia e Impresa, questo è il nostro Dipartimento. Sì. Poi ci sono... ingegneria è ora scienze dei dati, data science è un altro settore in cui c'è una immediata... per chi ci ascolta, perché può anche questi dati sono assolutamente pubblici, scaricabili e certificati, quindi anzi io consiglio chi sta pensando a dove iscriversi all'università, il consiglio che io do sempre ai ragazzi è: iscrivetevi dove vi piace, nel senso che la motivazione è importantissima per il successo, ma date anche un'occhiata ai tassi di occupabilità delle diverse discipline, perché oggettivamente sono differenti. Poi in questi ultimi anni tutti i laureati hanno aumentato la probabilità di trovare occupazione, ma questo è un trend generale delle economie italiane, quindi tutti vengono beneficiati. Però certo ci sono differenze notevolissime tra settori e settori nella possibilità di trovare occupazione e nei tempi con cui si trova occupazione. Abbiamo detto economia e impresa e poi ingegneria. No, ma data science, voglio dire, non voglio fare una classifica, voglio dire che ci sono... Diciamo, grosso modo sono queste, ma in Sicilia anche? Sì, certo. Quindi no, attenzione, questa è una cosa importante. Sì, certo. Perché... allora, valutato sui laureati siciliani, ovviamente è vero che parte dei nostri laureati poi trova occupazione fuori, quindi il tasso di occupazione dipende anche dalla propensione che un individuo ha a spostarsi geograficamente e ovviamente anche a spostarsi, come dire, tematicamente. Sì. Cioè è vero che ci sono molti laureati che trovano occupazioni in settori diversi da quelli dei propri studi. È altrettanto vero che ci sono laureati che trovano occupazione a salari bassi, e questo è un altro problema, e questo è un problema italiano in generale, perché il rendimento dell'istruzione tra i più bassi, diciamo. Quindi quando si parla di occupabilità bisogna fare molti distinguo. Ecco. Però questo non vuol dire, insomma, che come dire, si è obbligati a lasciare, mi faccia fare una conclusione un po' forzata, obbligati a lasciare la nostra regione. Assolutamente no. Guardi, sui tassi di occupabilità l'Università di Catania, faccio un promo per la mia università, l'Università di Catania presenta tassi di occupabilità decisamente sopra la media italiana. Questo è Magnifico. Un dato oggettivo. Magnifico. Poi ci sono valutazioni sempre da questo Bolzan che dice riguardo alla docenza e alle prestazioni della ricerca. E lì andiamo bene anche lì. Sì, allora guardi, l'indicatore della ricerca, andando a vedere com'è costruito, l'indicatore della ricerca soffre in qualche modo di un bias legato alla dimensione, perché il numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche o su riviste scientifiche di particolare pregio. Quindi è chiaro che un'università grande che ha 1000 docenti parte da una posizione di vantaggio rispetto ad un'università che ha 100 docenti. Quindi
Perché pubblicano di più, per forza. Perché sono in numero maggiore e quindi questo indicatore è basato sul numero assoluto delle pubblicazioni, perciò questo può anche spiegare perché, che ne so, la Catania è migliore, dicevo prima della Bocconi, ovviamente Catania ha 1400 docenti, la Bocconi ha molti di meno, e quindi sul dato quantitativo, valutare la ricerca sul dato quantitativo è quantomeno discutibile, però naturalmente è un riconoscimento che fa piacere. Benissimo, professore. Un'ultima considerazione che le chiedo, a prescindere adesso da questa ricerca che, ripeto, è del World University Rankings, se volete andarvela a guardare poi sulla rete. Se mi consente, suggerimento per i telespettatori: prego. Se volete guardare questi ranking, guardate quello ufficiale italiano che è Alma Laurea. Si chiama Alma Laurea? Alma Laurea, sì, perché paragona tra di loro le università italiane, quindi a parità di contesto. E noi lì siamo messi bene come Sicilia? Ci saranno un centinaio di indicatori, quindi dipende dagli indicatori. L'ultima cosa che le chiedo, professore, invece era questa: è una valutazione sul livello delle nostre università qui in regione, in Sicilia. Beh, guardi, l'Università di Catania è la più antica e quindi quella che vanta la migliore tradizione. Noi siamo stati molto attenti alla qualità, come tutte le università italiane siamo soggetti a valutazioni, e quindi questo processo di valutazione, che è iniziato ormai più di 10 anni fa, comporta molto lavoro per le università, però comporta anche uno stimolo per un miglioramento continuo. Quindi mi sento in tutta coscienza di dire che siamo migliorati, abbiamo quasi tutti gli indicatori in miglioramento. Una preoccupazione deriva ora dalle nuove generazioni che stanno arrivando, che hanno fatto le scuole superiori durante i tempi del Covid, e sotto questo profilo vediamo che chi ha fatto le scuole superiori con il distanziamento ha maggiori problemi rispetto a chi l'ha preceduto in termini di preparazione, in termini di concentrazione. E questo qualche elemento di preoccupazione per le performance dei prossimi anni la desta. Quindi preparazione e anche concentrazione, perché lo schermo non è la stessa cosa che il contatto diretto. Sa chi ha avuto 2 anni di scuola superiore senza il confronto fisico giorno per giorno con insegnanti e con compagni, e che si è in qualche modo abituato a interagire telematicamente, poi quando viene a lezione in presenza, questo lo noto anche come docente, è disorientato. Sì, e ha problemi di concentrazione. E questo si ripercuote sui risultati e quindi sulle performance sulle quali le università Speriamo sono che si valutate. possa sanare anche questo, ma con il tempo e con l'esercizio, come tutto. Grazie tanto al professor Cellini, direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo della sugar tax, la tassa sulle bevande con lo zucchero, che però a quanto pare dovrebbe essere rinviata ancora di 1 anno. Sentiremo tra poco uno degli esperti. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie ancora professore, buon lavoro. Grazie a lei. I laureati bevono meno bevande zuccherate dei diplomati. I laureati bevono meno. Sicilia, riprendiamo parlando di sugar tax, una tassa sulle bevande contenenti zucchero, che dovrebbe entrare in vigore, ma in realtà le ultime notizie ci dicono che sarà rinviata, vero Angelo? Si sta lavorando, ci sono forze politiche che puntano a degli subemendamenti per fare slittare l'ingresso. Vediamo una pagina. C'è una pagina dal Sole 24 Ore, perché si parla sul braccio di ferro proprio per l'imposta, ecco. Pressing per il rinvio, ma servono subito 139 milioni, lo stiamo vedendo. La trattativa nella DL Superbonus, strada in salita per il compromesso, pesa il nodo delle coperture. La Lega propone il taglio dei fondi alla missione all'estero e Forza Italia doppia idea di proroga. Questo è quello Comunque, c'è questo pressing, questa pressione per il rinvio. Ne vogliamo parlare con Luca Busi, che è amministratore delegato di Sibeg, che fa l'imbottigliamento siciliano della Coca-Cola Sicilia, che è in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sì, noi siamo allora, ci spieghi, la Coca-Cola della Sicilia. Sì, ci spieghi che cos'è e che cosa comporta questa sugar tax, che noi quando le cose sono difficili ce la caviamo con una parola inglese, così non si capisce niente. Ecco. Esatto. No, allora, la sugar tax colpisce purtroppo non solo le bevande gassate con o senza zucchero, ma anche
i succhi pastorizzati, i succhi all'80% pastorizzati, il latte pastorizzato leggero viene colpito, i tè, le acque con le vitamine, i sport drinks, il latte di mandorla e tutte le bevande vegetali, cioè perché colpisce tutte le bevande con gli stabilizzatori. Con una dimensione di impatto solo chiaramente per fare cassa non è il caso di dimensione di impatto incredibile. Quindi se c'è questo rinvio, mi scusi, voi come dire, applaudite, no? Immagino. No, noi siamo stati i primi, la prima azienda che ha combattuto il governo Conte 1 e il Conte 2 perché è al 7° rinvio, quindi adesso non ci basta il rinvio perché oltre a un impatto di perdita di posti di lavoro, cioè che nel nostro caso saremo costretti a chiudere 120 posti di lavoro, cioè confermo l'Università di Catania che è una fantastica università e noi collaboriamo con l'Università di Catania e alimentiamo questi posti di lavoro. Ecco, in questo caso 120 posti di lavoro in un territorio così fragile come quello della Sicilia. Mi scusi, la interrompo perché è un dato che fa impressione naturalmente. 120 posti di lavoro inseriti in meno. Dove? Sì, in perché meno. ci causa un aumento di prezzi al consumo, nel caso più del 25%, quindi se tu dall'oggi al domani lo stesso prodotto si aumenta del 25% il costo del consumatore finale, è chiaro che c'hai una perdita, ma anche l'obiettivo di questa azione, Sugar Tax, per far sì che tutte queste bevande, poi non so quanto il succo di mirtillo o le bevande vegetali o il latte di mandorla, le acque con le vitamine hanno un impatto sull'obesità dell'adolescenziale. Su questo adesso il dibattito è aperto, come si suole dire. Però, mi scusi Busi, però se c'è questo rinvio, i 120 posti di lavoro non dovrebbero essere più a rischio. Assolutamente, no. Questa è una notizia che dobbiamo dare, perché se ci sarà rinvio siamo in sicurezza. E voi, le faccio un'altra domanda cattiva, voi nel caso ci fosse, mi scusi, aumentereste i prezzi però, No. Ah no, certo, se scatta la tassa siamo obbligati ad aumentare perché in un anno di esercizio il peso sono 20 milioni che ci entrano, quindi 20 milioni non è che sono 20 milioni per forza li devi ribaltare al consumatore e questo è stato anche fatto un calcolo sbagliato a suo tempo del MEF perché hanno calcolato questi 10 cents per ettolitro a livello del produttore senza calcolare l'impatto dell'aumento della filiera sull'aumento prezzo sul consumatore, quindi anche lì io ho contestato fin da subito questa cosa. In più l'altra cosa che chiaramente non funziona è che il gettito continua ad aumentare. Quindi, scusa, è una sugar tax, una tassa per far diminuire i fatturati e quindi per far mettere in difficoltà tutte le imprese e far diminuire il percorso dei volumi e delle quantità vendute. Ok? E il gettito continua ad aumentare? Cioè, assolutamente non è una cosa senza nessun tipo dottor di Busi, senso. voi fate un parallelo anche con la plastica, cioè dite perché la tassa sulla plastica monouso viene rinviata, anche questa è la nostra no. E questo è giusto? Sì, la scelta, ci siamo svegliati sabato mattina con questa sorpresa, cioè il governo che quando era all'opposizione ha sempre combattuto contro l'introduzione di queste tasse, ci ha fatto la sorpresa sabato mattina con il rinvio della sugar tax, della plastic tax per 2 anni e invece la partenza a meno di un mese della sugar tax. Quindi
Cioè, siamo pronti a scendere in piazza e a fare tutte le rappresaglie che possiamo fare. Addirittura vi immaginate di organizzarvi con mobilitazioni di questo genere? Certo, noi abbiamo già fatto 3 anni fa per manifestare contro Conte 1 davanti alla Camera una fortissima manifestazione che è stata la prima volta che imprenditori, personale e sindacati si sono uniti per manifestare contro un emendamento, quindi siamo pronti per scendere in piazza. Naturalmente se ci fosse un rinvio, immagino No, la sospendereste, è chiaro. No, però anche questa cosa del rinvio, no? Noi ci aspettavamo dal governo, che ha sempre combattuto la tassa, e dice stavolta la chiudiamo e la cancelliamo. Ci aspettavamo la cancellazione. Invece siamo ancora qua che stiamo supplicando, vediamo dei rinvii, e questi rinvii creano un altro problema. Sono aziende che potrebbero rinnovarsi, fare investimenti, nuove linee di produzione, aggiornare gli impianti di produzione, e tutti gli investimenti sono bloccati. Questi investimenti potrebbero produrre nuovi posti di lavoro, quindi insomma danno su danno su danno. Certo. Ma è vero, dottor Brusi, che ultimamente in questo complesso di bevande e di prodotti alimentari interessati c'è stato un calo dei volumi di... Certo, assolutamente, a parte che c'è stata una serie di cali, uno perché chiaramente si sta andando verso alcuni segmenti chiaramente di prodotti senza zucchero, più salutistici, quindi è un percorso fisiologico e va benissimo. Secondo, perché il blocco del Covid ci ha portato chiaramente un fermo. Noi abbiamo perso quell'anno almeno il 20% di fatturato col blocco chiaramente per 4 mesi di tutti i principali canali di vendita, quindi è chiaro che e stiamo ancora recuperando. In più, gli ultimi 2 anni di aumenti di inflazione causa le guerre, chiaramente quando non è caso lì abbiamo avuto questi grossissimi aumenti, quindi chiaramente c'è una molta più cautela nella capacità di spesa dei siciliani, e quindi chiaramente che si è registrato un calo. Ma quella delle guerre la capiamo immediatamente, istintivamente. Quello che capiamo un po' meno è la questione del Covid, che stiamo vedendo che ha fatto un sacco di guai dappertutto. Abbiamo appena sentito l'università, gli studenti appaiono un po' più disorientati, meno capaci di concentrazione perché stavano troppo davanti al computer. Adesso sentiamo da lei pure della riduzione dei consumi delle bevande gasate, mi consenta questo termine generico. Certo. No, confermo, perché insomma noi per 4 mesi tutto il canale della ristorazione, e quindi che ci pesa il 55 per più della metà del fatturato, era completamente bloccato, quindi avevamo più di 10.000 punti di vendita che sono rimasti chiusi per 4-5 mesi, in più con una grande sofferenza nella ripresa, perché vi ricordate, no? I momenti rossi quando erano diventati gialli, rossi. Per fortuna questo brutto periodo è alle spalle, ce lo siamo lasciati indietro. Speriamo che si possa recuperare anche dal punto di vista economico, dei consumi, eccetera. L'ultima cosa che le chiedo è: il settore vostro uno pensa alla grande multinazionale americana, che sappiamo, no? E invece è fatto soprattutto da piccole e medie aziende, è così? Sì, il nostro settore si parla del 65% di classiche PMI italiane, perché la Gazzosina, la Cedrata Tassoni è un'azienda chiaramente piccolina, come tante, come la Polara, la Tomarchio in Sicilia. Ci sono tantissime aziende di medio-piccola dimensione, col taglio dai 5 milioni ai 10 milioni di euro fatturato. Noi ci distinguiamo perché siamo borderline, cioè nel senso che riusciamo a trasformare una multinazionale forte come quella di Coca-Cola Company in un'azienda locale a chilometro zero, familiare,
per dare le giuste risposte a chi ci sceglie tutti i giorni, in termini anche di prodotti, perché la Sherry Coke può funzionare in California, ma magari a Paternò no, e quindi riusciamo a dargli la giusto vestito su misura. Perfetto. In più saremo una delle prime aziende in Italia a raggiungere zero emissioni entro il 2030, carbon neutral. Complimenti. Allora, speriamo che le cose vadano bene per voi. La ringraziamo molto. Luca Busi, che è amministratore delegato della SIBEG, imbottigliamento siciliano della Coca-Cola Sicilia. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Noi adesso Grazie a voi. facciamo una breve pausa. Dopo ci occuperemo di un bellissimo romanzo, Mamita sta bene, ma l'autrice non è latina, è qua delle nostre parti, si chiama Donatella Turillo, sarà tra poco con noi. Buongiorno Sicilia, state con noi, vi aspettiamo. Buongiorno Sicilia riprende in diretta con un libro in mano che è Mamita sta bene di Donatella Turillo, Algra editore, e l'autrice è qui con noi. Benvenuta Donatella Turillo, scrittrice, fotografa, nonché collega, perché collabori col quotidiano La Sicilia, giusto? Confermo. Questo qui è Mamita sta bene ed è un romanzo. Sì. Però è un romanzo verità, un romanzo autobiografico. Sì, è un romanzo nacque come didascalia. Io brevemente lo accenno, ho avuto un incidente in Messico nel 97 con la macchina di notte, la macchina è finita in un precipizio. Oddio. La guida che portava la macchina è scappata e siamo rimaste, io e mia madre, perché dico mia madre, siamo rimaste nella foresta dello Yucatan di notte, 8 ore, tutta la notte. Caspita. E da lì inizia il Questa racconto. È la storia. Questo è il comincio. Questa è la base da cui parte la storia. Sì. Poi nel libro parlo di forza, di tante cose. Ecco, in realtà poi è lo spunto per che cosa? Per la creazione di un rapporto con quella realtà lì, un rapporto fra di voi. Cos'è che salta fuori? Senza fare ovviamente, non faremo tutto, perché... Allora, c'è un po' di tutto lì, perché noi abbiamo, io e mia madre abbiamo avuto questa esperienza ovviamente molto intensa, molto di impatto, molto profonda. Immagino, stare 8 ore lì dopo che si è rovesciato. Io ho rotto la macchina con le spalle, ho rotto il tettuccio, sono volata fuori e ho perso i sensi. Quindi quando mi sono risvegliata ho dovuto riapprezzare il mondo esterno, cioè la vita. Io non avevo contezza né di me né dell'esterno, quindi quando ho capito il contesto in cui il mio fisico si ritrovava, ho detto e ora mamma dov'è? E da lì c'è questa ricerca del corpo di mia madre, che oggi sta bene, appunto, Mamita sta bene. La salutiamo. La salutiamo. E ho conosciuto i Maya, ho conosciuto un'energia che non è la nostra, ho conosciuto sono entrata in contatto con le abitudini e il senso dell'umanità che non è il nostro, un'altra mentalità. Altro modo di sentire gli esseri umani, altre esigenze interiori, perché ogni popolo poi ha delle tradizioni. Noi diamo per scontato che tutti i popoli comunque in quanto esseri umani siano gli stessi, in realtà la base di ogni popolo, le tradizioni, la cultura fanno sì che anche nel rapporto, nelle dinamiche, gli intenti sono diversi. Perché noi il Messico, vabbè, è anche una delle nostre mete turistiche più belle, sono tornata altre 2 volte più poi. Apprezzate, ci si va quando chi se lo può permettere, ma insomma ci si va per le vacanze, sì, diciamo. In realtà merita. La tua è una scoperta di un popolo, di una cultura antica poi. Antica. Perché... E non è un caso, nulla avviene per caso in questa esperienza che ho avuto, perché io andai in Messico per fuggire da un momento mio personale abbastanza pesante e quindi non ero serena, ero emotivamente appesantita e secondo me io ho portato questa pesantezza in vacanza e per una serie di coincidenze che io poi approfondisco la lettura sul popolo Maya, laddove appunto le coincidenze non esistono, è come se fosse tutto già segnato, per una serie di coincidenze. Tra l'altro c'erano dei segnali che io non avevo, non conoscendoli, c'erano dei segnali esterni che io non percepivo, non li vivevo come tali. Ad esempio l'avvoltoio blocca la corsa del fuoristrada, arriva,
già, perché lo ferma. E io fermo la macchina e dico, oh che bello un'aquila, io non avevo mai visto un avvoltoio, ho detto tanto meno un'aquila. Uno dice che un gabbiano gigante, non lo so. Per cui poi parlando dopo con i messicani dice, ma l'avvoltoio che ti segue, è ovvio, sta cercando le carcasse, per cui ti saresti dovuta fermare. Quindi, caspita. Ma sì. Allora questa esperienza, oltre al trauma che grazie a cielo hai superato, tua mamma sta bene? Mamma sta bene, sì. Ecco, che cosa ti ha lasciato dentro? Allora, mi ha lasciato innanzitutto la consapevolezza della capacità che abbiamo noi di risollevarci. Bisogna cercarla, cioè io ho imparato che sono forte, ma fondamentalmente ognuno di noi secondo me lo è. Basta trovare dentro se stessi quel trampolino, quell'energia, la volontà di farcela. Ecco, quindi io del libro dedicato ai miei figli ho voluto lasciare questa traccia di messaggio laddove e comunque c'è anche c'è ironia, c'è sarcasmo, non è un libro pesante, magari nella mia narrazione verbale risulta esserlo, però magari leggendolo probabilmente spero non sia così. Diciamo che i giornalisti scrivono in maniera sì, è apprezzabile, grazie mille. Complimenti. E quindi lo dedico a loro perché magari in un momento di difficoltà si ricordano dell'impegno che io ho messo nel fare questo libro, perché comunque è un impegno non solo come tempo da dedicare alla scrittura, ma proprio interiore, visto che è una storia autobiografica, e di ritrovare in me, quindi nella mamma, anche se un domani quando non ci sarò più, la stessa forza che loro hanno, che devono andare a recuperare. Come è stato, perlomeno nella realtà, e poi come tu lo trasferisci nel romanzo, il rapporto con la tua mamma in quella fase così complicata? Sì, il rapporto con io e mia madre abbiamo un fil rouge, un legame indissolubile, come credo sia per tutti i genitori, però per me la mia mammina è piccolina, cioè è rimasta piccolina sia come statura che come... Ecco perché Mamita? Sì, no, perché la guida la chiamava Mamita, no. Perché in spagnolo, no? Lui la chiamava Mamita. Però va a coincidere, no? Per me il rapporto con mia madre è un rapporto è stato quando ero piccola era la mia compagna di giochi, poi è stata la mia consigliera, poi è stata la mia complice, poi è stata è tanto per me, quindi comunque nei rapporti che poi vanno a ledersi, tante volte si va in conflitto, c'è il conflitto generazionale. Oggi che insomma io ho superato abbondantemente i 50 anni, mi rendo conto che tante volte guardandomi indietro avrei potuto non rispondere quella cosa a mia madre, avrei potuto no, perché io adesso sono mamma, quindi è un po'... Crescendo si impara, come si suol dire. Sì. Vabbè, questa è l'evoluzione tipica nostra. Sì. Ti chiedo ancora questa cosa, dopo Mamita sta bene, che cosa arriverà? Ho già in mente, già lo sto elaborando, è una storia, se vuoi posso accennarla, se ti... siamo qui per quello. Anche qui è bizzarro come realtà, perché io in questi anni ho perso molte persone a me care, ho trovato delle lettere d'amore che si sono scambiate, mio zio e i miei nonni, e vorrò fare una storia unica di queste lettere d'amore che non sono tra le stesse persone e delle stesse persone, quindi uscirà fuori un'unica... Bello, bellissimo. Così, follia. Perché poi anche qui, tu come sempre, si parte dalla realtà. Sì, si parte dalla realtà. Tratto da documenti anche un po' antichi forse. Storici, sì, assolutamente, del 1920, del 1600. Però. Sì, io li devo vedere con la lente di ingrandimento, perché proprio sai quella scrittura elegante di un tempo, piccola, con la carta anche un po' consumata. Io quando ho trovato queste lettere a casa del nonno, che lui nacque appunto, adesso non c'è più, comunque avrebbe avuto 110 anni. Chissà che emozione. E ho detto, ma cos'è? No? A toccare quella carta che quasi quasi si sfaldava, ho detto, ma è la sua vita, è la sua storia, è il suo amore. È un libro. Hai già un titolo? No, ancora no. E che cosa impareremo da quel libro? Ad amare, sempre di più. Ad amare. Sì. Grazie. Grazie Donatella Turillo, Mamita sta bene, Algra editore, e poi dopo il prossimo libro lo viene a presentare qua. Con piacere, grazie sempre. Complimenti veramente. E adesso l'almanacco per tutti voi. Buongiorno Sicilia. Oggi 14 maggio celebriamo la giornata mondiale degli uccelli migratori. Questa giornata ci invita a riflettere sull'incredibile viaggio che affrontano questi volatili ogni anno, spostandosi tra continenti e attraversando confini. È un momento per sensibilizzare su come possiamo proteggere le rotte migratorie e gli habitat che sostengono la loro sopravvivenza.
La festa dei fiori di Amsterdam è uno degli eventi più attesi dell'anno. Ogni primavera il famoso giardino Keukenhof si trasforma in un'esplosione di tulipani con milioni di fiori, narcisi e giacinti. La manifestazione attira visitatori da tutto il mondo per ammirare le spettacolari installazioni floreali. Oggi parliamo di un'espressione molto comune nel mondo dello spettacolo, break a leg. Letteralmente significa rompiti una gamba. Ma non preoccupatevi, non stiamo augurando a nessuno di farsi del male. Al contrario, è un modo per augurare buona fortuna agli artisti prima di un'esibizione. Ma da dove viene questa strana espressione? Beh, deriva dalla linea di separazione tra il palcoscenico e il dietro le quinte, chiamata leg line. Superare questa linea significava fare parte dello spettacolo e quindi essere pagati. In Italia l'espressione più simile è in bocca al lupo, quindi la prossima volta che andrete a uno spettacolo non dimenticate di augurare al cast break a leg, rompiti una gamba. Possiamo dire break a leg, in bocca al lupo, a Marco Amato che sta lì, che compulsa le stelle. Marco, ci sei? Ci sono, viva il lupo! Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, buongiorno Angelo. Buongiorno a te. Break a leg allora, in bocca al lupo, vai. Vai tu. Allora, a proposito di break leg, dunque, oggi mi ha molto incuriosito l'analogia che ho trovato su una vicenda che riguarda una sportiva italiana e la potenza del pianeta Saturno. E infatti oggi vi voglio parlare della vicenda di Camilla Giorgi, bravissima tennista, è stata una delle migliori atlete italiane di sempre. Sembra che adesso sia un po' impelagata in una condizione fiscale un po' complicata e che abbia migrato a Miami. Vive là. Addirittura se n'è andata. No, ma ebbene sì, sembra così. Fatti aspetta, di cronaca scusa Marco, riportano proprio. me lo conferma anche il nostro ottimo Angelo che Sì. c'ha la stampa. Guarda, è ho così. trovato già subito È immediatamente. legge. Vediamo un attimo. Guarda, i debiti di Camilla Giorgi, dai conti dei ristoranti alle multe mai pagate, l'ex campionessa e il ritorno a sorpresa, il caso delle palline sparite. Pure le palline, va bene Marco, vai tu. Pure le palline. Dunque, l'analogia che io trovavo e che mi sembra alquanto curiosa è che è una Capricorno, quindi segno appunto della finanza, della struttura, ma quando si ha un'identità planetaria lesa, chiaramente i lati migliori del segno possono a volte edulcorare in tutta una serie di altre sfaccettature. Ma vi ricordate nel mito cosa Saturno, appunto, pianeta del lavoro, dell'economia e della struttura finanziaria, accade? È proprio Gaia, la madre di Giove, che sottrae il bambino sostituendolo con una pietra. La sottrazione è la tipica arma per eludere il tempo. Ebbene, questa complessa struttura temporale in realtà, anche in quella che sembra una vicenda banale di fuga, di sottrazione, è relativamente quello che nell'economia, un po' come nella sugar tax, rimandarla potrebbe dare una serie di chance che il tempo al momento non comprende. Saturno è un pianeta meraviglioso se si studia bene nei suoi significati e nelle sue sfaccettature, e il Capricorno comunque è sempre il segno che costruisce di più. Andiamo a vedere invece le stelle di oggi. Una splendida luna in Leone, passionale intensa, collegata peraltro a Marte, quindi segni di fuoco in auge, soprattutto Leone, Ariete e Sagittario chiaramente, ma il più bravo oggi risulterà assolutamente il Leone. Se va bene ai fuoco va bene anche agli aria, quindi Bilancia e Gemelli ottimi, perché troverete la maniera ai Gemelli di comunicare ciò che volete fare prossimamente, mentre invece il Bilancia ritrovano passione, un po' meno l'Acquario, perché chiaramente se la Luna è Leone è opposta all'Acquario, che oggi ha bisogno di sicurezze emotive. I Terra e gli Acqua cosa fanno? Toro, Vergine e Capricorno, appunto, con questa Luna e Leone sono in un periodo di rederazione, ma come direbbero i latini, per cui il Toro deve compendiare su alcune scadenze lavorative e fiscali, mentre invece la Vergine deve
nell'ottemperare degli impegni presi da contratto o da impegni lavorativi con i partner, mentre invece il Capricorno deve decidere se investire o meno in direzioni un pochino più avventurose e rischiose, ma ci riuscirà. In ultimo i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, assolutamente Sornione, lo Scorpione, che oggi riesce a ironizzare proprio su tutto, mentre invece il Cancro, con una luna così complessa, si trova nella difficoltà di dover gestire alcune cose pratiche per le quali non è sempre portato. Pesci, ottima proposta di lavoro che potrebbe avere a che fare con lontano, comunque una diversificazione di quello che riguarda le vostre attività. E detto questo, ragazzi, vi auguro una splendida giornata. Grazie tantissime ancora Marco e Break a Leg. E noi andiamo avanti con, oggi è il 14 maggio, lo sapete, quindi il 14 maggio del 1796, pensate, Edward Jenner, che è un inglese, che sperimenta il primo vaccino innestando nel braccio di un bambino una piccola quantità, vedete l'immagine che riproduce più o meno quel momento, vedi, gli mette dentro il braccio una piccola quantità di vaiolo, il bimbo non ha disturbi, anzi diventa immune alla malattia, e così, anche se la comunità scientifica è diffidente, nasce così il vaccino. In breve tempo vengono vaccinate in Europa, pensate che siamo nel 1796, più di 100.000 persone. Questo l'ha fatto Jenner. 14 maggio, ma nel 1944 nasce George Lucas, regista tra i più amati del pubblico per la celebre saga di Star Wars, stiamo vedendo per l'appunto, ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Sempre il 14 maggio, ma siamo nel 48, nasce lo Stato di Israele. La decisione viene presa in fretta, un giorno prima dello scadere della risoluzione ONU che avrebbe sancito la nascita di 2 stati nel territorio palestinese, uno arabo ed uno ebraico, che gli arabi non accettano. Segue da qui la reazione della Lega Araba, che fa entrare le truppe in Palestina, e scoppia la prima guerra arabo-israeliana. 14 maggio, ma del 1954, l'UNESCO adotta la Convenzione dell'Aia, eccola qua, sono riuniti lì, tutela del patrimonio culturale di ogni nazione in caso di conflitto armato, perché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale, quindi la produzione culturale di qualunque popolo è protetta anche in caso di guerra. Poi, 10 anni dopo, il 14 maggio del 64, viene arrestato a Corleone Luciano Liggio, detto la Primola Rossa, era capo della cupola dei Corleonesi, come sapete, responsabile purtroppo di vari omicidi, tra cui quello del sindacalista Placido Rizzotto e di un altro capomafia, Michele Navarra. Comunque viene assolto, come usava allora nei processi, per insufficienza di prove nel 1969. Oggi per fortuna le cose sono cambiate. 20 anni dopo, 14 maggio del 1984, nasce Mark Zuckerberg. Da giovane studente a re Mida dei social network, è l'uomo che ha rivoluzionato nel bene e anche nel male le relazioni umane di oltre 1 miliardo di utenti. Il 14 maggio del 1987 Mikhail Gorbaciov compare in televisione dopo il disastro nucleare di Chernobyl, parla per 27 minuti, rompendo un silenzio fin troppo lungo e parlando delle vittime della pericolosità dell'energia nucleare che sfugge al controllo. 1998, 14 maggio, Mina e Adriano Celentano lanciano insieme il loro album Mina Celentano. Sono trascorsi, eccoli qua, guardateli, dietro i loro occhiali scuri. Sono trascorsi 26 anni dal lancio del primo progetto discografico della Coppia d'Oro della musica leggera italiana, ma ancora oggi questo album, pensate, è al secondo posto nella classifica dei dischi più venduti del nostro mercato nazionale, superato soltanto dalla Vita Adesso di Baglioni. Tra i brani che spiccano, Acqua e Sale, Brivido Felino, altri Specchi riflessi, Io non volevo, Che t'ha già di, e noi ascoltiamo proprio Acqua e Sale, che è famosissima, in questo caso nell'interpretazione di Enrico Ruggeri e Bianca Quaccero, Quaccero l'attrice che fa anche la cantante, che rendono omaggio a questa splendida canzone. Acqua e Sale, buona giornata, buongiorno Sicilia, a domani. A domani.